Effetti della politica di coesione sul territorio regionale POFESR 2014-2020, lo sviluppo territoriale, l'agenda urbana e le strategie sulle aree interne. È stato questo il tema del convegno organizzato stamani ad Agrigento presso il consorzio universitario dal Centro Europe Direct di Trapani, alla presenza di qualificati relatori che hanno discusso sui fondi europei e su come programmarli. Parleremo delle politiche di coesione in generale per quanto riguarda i programmi comunitari e nazionali e poi con un focus sulle politiche territoriali, in particolare per quanto riguarda la strategia nazionale delle aree interne. Ecco, che benefici avremo, diciamo, nel nostro territorio? I benefici che speriamo arrivino presto riguarderanno, per quanto riguarda le aree interne, un miglioramento dei servizi essenziali per i territori, in particolare nell'ambito sanitario, dell'istruzione e dell'accessibilità. E per quanto riguarda gli ambiti di sviluppo locale, per cui insomma, riguardo allo sviluppo, al miglioramento delle condizioni ambientali e dei beni culturali dei territori, e poi anche diciamo, sul versante dello sviluppo delle energie rinnovabili e degli incentivi alle imprese. Stanno facendo tutti gli sforzi massimi per permettere il raggiungimento dei target di spesa prefissati. Gli uffici e gli enti di prossimità stanno chiaramente lavorando al massimo per permettere alla Regione, ai cittadini della Regione, di usufruire di queste opportunità, quelli che sono fondi di coesione europea, che chiaramente contengono anche un forte contributo da parte dei fondi nazionali e anche uno sforzo consistente da parte delle nostre finanze regionali. Chiaramente tutto ciò è possibile traguardarlo nella misura in cui ciascuno riuscirà a fare la propria parte. E la platea a cui è rivolta oggi l'Assise? La platea è quella dei territori coinvolti, chiaramente il focus oggi è quello sulle risorse territorializzate per le aree interne, però c'è anche una contestualizzazione di quelle che sono le opportunità che la Comunità Europea offre in termini di contributi economici e finanziari per lo sviluppo d'impresa chiaramente, ma anche per per il giusto contributo alla realizzazione della possibilità per questi cittadini, per tutti i cittadini di questi territori, di poter traguardare un obiettivo che è primario per tutti noi, quello di mantenere la cittadinanza sul territorio, di evitare la fuga dei cervelli. Sì, sicuramente un'importante iniziativa quella di oggi qui al Consorzio Universitario, dove è presente pure la Regione, oltre a 200 universitari. Il tema è importante su quello che si sta facendo sulle aree interne. Noi siamo la quinta area interna siciliana, i Sicani, dove partecipano 12 comuni interessati: Santo Stefano, Bivona, Alessandria Cianciana, San Biagio Platani, Lucca, Burgio, Villafranca, Calamonaci, Ribera, Montallegro e Cattolica Eraclea, dove è da ormai 3 anni che lavoriamo, i 12 sindaci lavorano sulla strategia delle aree interne, che vede dei fondi sia regionali del POFESR, dell'FSE e fondi della legge di stabilità nazionali. Stiamo lavorando su diversi settori, soprattutto sulla viabilità, dove stiamo investendo 14 milioni di euro. La provincia
ci sta preparando i progetti già esecutivi, il libero consorzio di Agrigento, ringrazio l'ufficio tecnico per essere state celeri in questo. Altri importanti finanziamenti saranno sull'efficientamento energetico, sulle start-up d'impresa, sul Living Lab e sul turismo.